Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Sophie, we play Sunday against Treviso. It's a special game for us. What do you think? This is the derby, right? Yes. They told me about that. I'm excited. I'm excited for the energy. A lot of the fans, when I walk around the city, they mention it, which I'm excited for. I want to put on a good show for them and for my team. And this would be a good time to propel us towards the playoffs. Good energy, moving forward, get us good momentum. So I'm excited for the opportunity to play. And I heard they're a good team. They're hungry. And that's going to be a good practice for us going forward. Sono entusiasta per l'energia che ci sarà domenica. Mi hanno fermato tanti tifosi, mi hanno detto del derby, quindi vogliamo fare bene per loro e per noi. Sarà un'occasione per appunto migliorarci, per prepararci ai playoff, per creare un'inerzia positiva per questo finale di stagione. Loro sono una buona squadra, sicuramente saranno affamati, ma noi vogliamo appunto sfruttare questa partita per migliorare e per arrivare al meglio alla parte finale della stagione. A proposito di tifosi, ci sarà sicuramente un clima molto caldo perché come tutti i derby è molto molto sentito. It's gonna be a great environment because it's a derby. What do you think? I'm excited. We have to control our emotions, make sure we focus on our job. We'll let the fans take care of the energy. We have support. Let's just focus on rebounding, guarding the ball, running good offense, and getting stops. We focus on that. The crowd will take us to where we need to go with our principles. Sono entusiasta, dovremmo essere bravi a controllare le nostre emozioni e rimanere concentrati sul nostro lavoro. I tifosi faranno il loro, ma noi dovremmo anche essere bravi a trascinarli, quindi a fare una bella partita a rimbalzo, a fare una buona partita in difesa, sulla palla e lontano dalla palla. Noi ci dobbiamo concentrare su questo, poi il resto ci penserà il pubblico. Sei 4 mesi, sei arrivato qui, ti chiedo come sei trovato con coach, il club e i tuoi compagni. It's been 4 months you're here. What would you say about your first part of your journey here in Venice with the coach, with the staff, with the organization? When I first came here, they did a very good job introducing to the teammates. The coaches were welcoming, the city was welcoming. As I got used to the offense and how to play, I had my struggles. I didn't know where I can fit in and help the team, but I figured I'm feeling it out better every day in practice. Coach gives me a lot of confidence, player gives me a lot of confidence, and I'm very happy and grateful to be here. This is one of the better teams that I've only been here for a year, but just when I heard about it, and now that I'm here, this is top tier from the GM, coaches, players. You know, I'm really happy to be here and thankful because, you know, there's a lot of situations out in Europe or across the world that are not as good as here. Facilities, training, attention, the fans. So I'm very happy to be here and I'm grateful. Thank you, Fee. Abbiamo fatto un grande lavoro da quando sono arrivato insieme ai compagni, il coach e anche all'ambiente, alla città, perché sono stato accolto per il meglio. Inizialmente ho avuto qualche difficoltà a inserirmi in questa nuova realtà, in questa nuova dinamica tecnica, però adesso ho molta più confidenza, anche gli allenamenti vanno molto meglio e questo grazie alla fiducia che mi trasmettono il coach e i compagni. Sono molto felice e grato di essere qui, credo sia uno dei migliori club in Europa sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista anche della mentalità e dell'umanità. Per cui non credo che ci siano tanti club in Europa come la Reyer e appunto sono molto molto felice e molto molto grato per essere qui. Come sono stati i derby ad Atene? Would you tell us something about the Athens derby? The derby you played in Athens? Yeah, very high energy.
very passionate. It was very different. The fans, you can hear every word. It's very. The derbies in general, especially, just very passionate group. This is my first time here, and I'm starting to realize the history, and I'm understanding why they care so much, and I really, really enjoy it. It brings the best out of me, so I like it. I liked it a lot. Mi sono piaciuti tanto perché c'era molta energia, molta passione, era qualcosa totalmente diverso da quello che avevo provato prima. Mi ha stupito molto la passione appunto dei tifosi e insomma poi capendo un po' la storia che c'è dietro la pallacanestro in questo continente, insomma mi piace molto. Quali sono le qualità migliori di Paulica? What are the best skills of Pauli Cup in your opinion? The best what? The best skills of Pauli Cup. Pauli Cup. Yeah, the power forward of Treviso Basket. One more time? The power forward of Treviso Basket. Yes. What do you think? The center power forward? Oh yeah, very good. Yeah, I didn't know. Yeah, I think they're good. I enjoy it. Just watching a couple clips on them. High energy, skilled. It's going to be a challenge, and they're hungry. I don't understand where they are, but they need this win, just for the rest of their season. So they're gonna. I'm expecting more than what I've seen so far in the season, whether film, stats. I'm expecting more from them because of what they need going forward. So I'm expecting a lot. I'm excited. È molto forte, lo stiamo studiando in questa settimana, l'ho studiato anche singolarmente con dei video in campo. Sicuramente un giocatore di tanta energia, tanto talento, ma la cosa che mi ha stupito di più è la fame che mette in campo, e sarà una fame che Treviso metterà di squadra perché hanno bisogno di questa vittoria, dovranno vincere, quindi arriveranno qua facendo di tutto per portare a casa la partita, e mi aspetto infatti di trovare una squadra molto più forte, con molta più, che faccia una partita molto migliore delle ultime, proprio per il fatto che hanno bisogno di questa vittoria. Sono anche entusiasta di sapere che sarà così, perché vuol dire che insomma sarà una grande partita. Ecco, senti, con Brescia abbiamo giocato meglio rispetto a Bologna, ma cosa ci è mancato in queste due partite? We played better than Bologna in Brescia, but we had a couple of lacks. So what do you think we missed, and which mistakes we made in Brescia? I feel like those games, it's more about connection and bond. Coaches do a good job scouting, players do a good job preparing, but there's moments in a game where the connection between players has to be extremely tight to make those plays, get those stops, get those rebounds, make those shots. You know, when you're that tight, energy, the basketball gods, whatever, they reward that. And I don't remember the game in Brescia, like coming together, refocusing in the huddle. Like those kind of things is what get teams over the top, because we're talented, well coached, but if we just be more connected in those pressure moments, we'll make it through those times. So I think in moments like that going forward, we have to be more connected, understand where everybody's at. So I think that's going to be key for us going forward. Ne fa una questione di connessione tra giocatori, nel senso che la partita era preparata molto bene, e dal punto di vista degli allenatori, anche dal lavoro che avevamo fatto in settimana. Nei momenti chiave della gara e nei momenti in cui nei momenti cruciali dove l'atmosfera era una bolgia, e dovevamo essere più connessi, perché questo ci ha causato di perdere dei rimbalzi, di sbagliare dei passaggi e di sbagliare anche dei tiri. Brescia invece, con la loro energia, il fatto che erano avevano grande chimica tra di loro e continuavano a giocare insieme, sono stati più pronti di noi nei momenti chiave,
Però io credo anche che noi stiamo imparando in questa fase della stagione a migliorare in queste cose e sono sicuro che faremo dei passi in avanti importanti ancora nelle prossime settimane, perché appunto per noi è appunto trovare la chimica sotto pressione è il momento cruciale per fare un salto in avanti.